Siamo in un posto bellissimo, siamo sul Monte Fasce con me Remo Ferrari, Electro Security, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Maurizio della Trattoria Il Liberale, giusto? Buongiorno, Siamo certo. venuti qua proprio a trovare te. Come mai Remo siamo qui? Siamo qua perché qualche anno fa, oramai ne è già passato qualcheduno, Maurizio ci aveva contattato per un problema di sicurezza. Che problema avevate avuto, Maurizio? Noi avevamo subito un furto notturno, per cui con grande sorpresa al mattino siamo arrivati e abbiamo avuto difficoltà soprattutto a lavorare, e per cui poi per un passaparola, che è la miglior pubblicità del resto, ho contattato Remo e ci siamo incontrati, lui ha fatto il punto della situazione e abbiamo installato questo impianto di videosorveglianza antifurto, direi molto efficiente, e poi in un secondo tempo abbiamo aggiunto anche un controllo di temperature dei frigoriferi, nel senso che questo è un posto dove quando ci sono i temporali i fulmini picchiano. Colpiscono. La natura fa grande parte qui sul Monte Fasce, e appunto avendo avuto appunto dei problemi di stacco del frigorifero dovuto alla corrente, ho chiesto a Remo se c'era la possibilità di avere un allarme sul telefonino per queste cose, e Remo mi ha accontentato. Scendendo più nel tecnico, nello specifico, Remo, cosa avete fatto? Dunque qua, appunto, come ha detto Maurizio, siamo arrivati dopo un furto, quindi siamo andati a vedere da che parte erano entrati, quindi gli accesso non solo il principale ma anche quello sul retro, abbiamo visto quali potevano essere le criticità e quindi abbiamo impostato e realizzato un impianto antifurto che naturalmente qua non siamo proprio in mezzo alle case, quindi no. C'era bisogno di un collegamento da remoto, quindi che fosse un collegamento che si potesse avere sia con i proprietari che con le forze dell'ordine, tempestivo, quindi GSM, combinatore telefonico, e poi anche il fatto di poter gestire da remoto l'impianto, da poterlo verificare, accendere e spegnere. E quindi in parallelo abbiamo proposto un impianto di videosorveglianza. Okay. E qua parliamo di 4 telecamere, sappiamo che negli anni la tecnologia galoppa nella qualità e nella, diciamo, definizione delle immagini, ma quando abbiamo installato questo impianto le immagini erano quanto di meglio si potesse avere e permetteva soprattutto ai proprietari di, in caso di un tentativo di furto o comunque di avvicinarsi in orari non aperti al pubblico a questi locali, venire avvisati e vedere immediatamente se in effetti c'era davvero un'intrusione o se magari c'era un cinghiale che si aggirava perché qua comunque siamo in campagna. Ecco. E questo è stato. Poi giustamente Maurizio ha detto in un secondo tempo si era verificato, se non ricordo male, durante una notte un temporale, quindi un distacco di corrente con lo spiacevole, diciamo, ritrovamento dei congelatori l'indomani, e allora, come diciamo spesso, l'impianto d'allarme non è soltanto come antifurto, ma si può collegare a diversi sistemi complementari, e quindi noi abbiamo fatto in modo che in caso di distacco di corrente, oltre a venire avvisato, con 2 sistemi di comunicazione differenti, perché comunque siamo in cima a un monte e a volte il segnale GSM potrebbe anche mancare, allora abbiamo sia un segnale telefonico di un tipo che di un altro, e quindi lui viene avvisato qualora manchi corrente per poter intervenire con tempestività e non avere, diciamo, gli alimenti che si deteriorano e trovarsi l'indomani. Quindi hai risolto il problema a 360 gradi, tu ora sei tranquillissimo, Maurizio? Sì, sono tranquillissimo, è molto efficiente. Remo con la sua ditta è molto efficiente anche nel momento in cui li chiami, no? È sempre disponibile anche se oberato di lavoro, viene comunque a risolvere i tuoi problemi.
Ormai è 6 anni che ci conosciamo, eravamo sia all'inizio noi che lui con la ditta e nel tempo abbiamo camminato sotto questo aspetto insieme. Adesso entriamo nel tecnico anche con te. Scusa, non Certo. volermene. Cosa si mangia? Beh, noi facciamo la tipica cucina ligure, prevalentemente basata su carne. Facciamo tutto in casa, dagli antipasti ai dolci, i ravioli, i panzotti, anche piatti innovativi. Tradizione e innovazione sono un misto e la caratteristica di questo locale. D'estate si può mangiare anche fuori, anzi D'estate si abbiamo sta una terrazza splendida benissimo. dove si vede tutta Genova. E d'inverno? D'inverno abbiamo 100 posti all'interno dove è caratteristico l'ambiente perché è un ambiente arredato in stile antico con riscaldamento a legna, per cui un caldo che ti abbraccia. Nelle giornate fredde, Fa piacere. e qua a Montefalce ci sono delle giornate fredde, all'interno si sta molto bene, è un ambiente familiare, siamo tutti sempre molto disponibili e per fortuna dicono che si mangia bene. Confermo, ho mangiato più di una volta, si mangia veramente Quindi c'è bene. stato uno scambio culturale tra voi due. Sì, sì. Sì, sì, insomma, bisogna anche, insomma, Beh, certo. perché se no che facciamo qua? Maurizio, ci vuoi svelare 2 piatti tipici tuoi? Se Sì, puoi, certo, certo. No, di sicuro non vi dico le ricette. Facciamo venire un po' altrimenti- di acquolina. Va bene, partiamo dagli antipasti, i classici cuculli, panissa, torte di verdura e possono essere abbinati anche a altre innovazioni tipo una parmigiana a modo dello chef che è uno sformatino di melanzane suddiviso in strati con stracchino, pomodoro fresco e crema al basilico. Che poesia. Beh, la cucina è una poesia, è una passione che deve crescere negli anni e ti dà i suoi risultati. Poi abbiamo le paste fresche che sono rigorosamente fatte in casa, il raviolo autuccu, autuccu lo sapete tutti, carne di manzo sobbollita a 5-6 ore. Siamo sempre attenti alle nostre ricette, il classico pansotto in salsa di noce e invece un'innovazione, ho creato un polpo e patate, negli anni ha avuto sempre molta presenza nei piatti liguri, io invece ho inventato una pasta fresca con un ripieno di patate e condito con del polpo, olivetta giasca, pomodoro fresco e una crema al basilico, che è un piatto che Romantico, un piatto romantico. Questo nella romanticità del posto è un piatto più che azzeccato. Ci sta. Come secondi ci sono i classici coniglio alla ligure, la burrida, sepi e patate piselli in umido, lo stoccafisso accomodato e poi anche un maialino in salsa di arance e poi variano d'inverno, vabbè, non mancano la cacciagione, il cinghiale, il capriolo, il daino e abbiamo un barbecue che usiamo d'estate su ciappa lavica, cuociamo le grigliate, le tagliate, le fiorentine a legna, per cui è un sapore, già quando si arriva che il fuoco è acceso qui si sente proprio l'odore della natura. Infatti si sente, no, io sentivo quello. La location poi è bellissima, il panorama Sì, splendido, si adatta anche per i matrimoni. Facciamo cerimonie, il locale è proprio adatto a cerimonie perché da questa terrazza
si vede tutta Genova. Sì. Sia di giorno che di sera ci sono dei paesaggi incredibili. Tornando al tecnico, Remo, so che Maurizio ha detto prima che vuole fare delle innovazioni, vuole apportare delle modifiche all'impianto. Sì. Diciamo che al di là della manutenzione che noi periodicamente facciamo all'impianto, ci ha chiesto di venire e fare un attimo un po' il punto della situazione, perché le telecamere, come sappiamo, col corso degli anni diventano sempre più performanti. Allora quest'oggi faremo un po' un giro per vedere che cosa possiamo migliorare e come possiamo ancora, diciamo, aumentare il livello di sicurezza. Allora Maurizio, ti lasciamo tornare in cucina, poi arriviamo a salutarti. Grazie. bene. Va bene, grazie e andiamo mille. a farci un giro con Remo. Grazie a tutti.